Il 23% delle famiglie veneziane ha deciso di trascorrere fuori casa almeno una notte e 2 giorni per il ponte del 2 giugno. Rispetto allo scorso anno sono il 6% in più. Lo rileva la consueta indagine svolta da Adico su un campione di circa 200 persone. A fare la differenza il bel tempo annunciato dai meteorologi, la voglia di fuggire dal caldo, l'ottima collocazione del ponte nel calendario che permette di organizzare una 3 giorni di vacanza e le disponibilità economiche di chi ha lo stipendio alla fine del mese. Una famiglia su 10 è puntata sulla prenotazione last minute. Netta la preferenza per le località italiane, scelte dall'83% del campione, che evidenziano ancora una volta le paure legate agli attacchi terroristici. Il 21% ha scelto una città d'arte, soprattutto Roma e Firenze, ma la maggior parte, il 53%, se ne starà in una località di mare, sia quelle del veneziano sia quelle di altre regioni, con particolare predilezione per la Sicilia. Il 43% alloggerà in una casa, la propria o quella di amici o parenti, il 27% dormirà in albergo, il 22% ha scelto bed and breakfast o agriturismo, l'8% altre sistemazioni. Il 63% del campione infine ha deciso di effettuare solo gite fuori porta, soprattutto il venerdì. Al di là delle difficoltà economiche che persistono, commenta Carlo Garofolini, presidente di Adico, molte famiglie, magari con vari sacrifici, hanno deciso di passare qualche giorno fuori casa. Teniamo però presente che 3 famiglie su 4 non andranno via. In ogni caso sarà di certo un weekend da bollino rosso sulle strade.